al popolo. Potere al popolo, potere al territorio, seconda parte della nostra controinformazione. Ancora il buongiorno da Sammy Varin, 11:06 in questo momento, è tempo di Qui Parlamento. Qui Parlamento. E grazie per essere con noi all'onorevole Rossano Sasso. Buongiorno. Buongiorno, è qui Parlamento proprio in senso anche materiale perché sono seduto in aula qui a Montecitorio, quindi vi chiedo scusa fin d'ora per eventuali rumori di sottofondo. Siamo noi che chiediamo scusa a te, ma quando chiamiamo Rossano Sasso si sa c'è qualcosa di importante di cui parlare, quello sempre, ma qualcosa anche che fa arrabbiare. Ne hanno parlato ieri alcuni quotidiani in modo completamente diverso, devo dire, dipendeva quale quotidiano avevi in mano. Il libro di Walter Veltroni regalato a ragazzini delle elementari, il gender nelle scuole, punto di domanda. Anche qui, ragazzi, dipende quale quotidiano prendi in mano. Rossano Sasso, che cos'è successo questa volta? Con tutto rispetto per Walter Veltroni, chiaramente ci mancherebbe altro, ma qui stiamo travalicando. Raccontaci. Beh, innanzitutto regalato sì ai bambini, ma acquistato dal comune di Buccinasco. Pare che siano stati utilizzati dei fondi comunali, pare che il comune abbia investito 15.000 euro per questo fantomatico progetto di lettura, bisogna capire quante copie siano state acquistate con quei fondi. Quindi prima notizia, se c'è qualcuno di Buccinasco all'ascolto sappia che il sindaco spende soldi per acquistare i libri del primo segretario del Partito Democratico, ma il punto non è questo, il punto è perché un sindaco senza autorizzazione dell'ufficio scolastico regionale, senza aver informato i genitori, va nelle scuole elementari del suo paese e distribuisce un libro che è comunque un libro politico, perché ci sono 12 storie, poi cerchiamo di ricostruire. I giornali, diciamo, di centrosinistra ci hanno attaccato dicendo che noi avevamo infangato la figura di Pio La Torre. Allora, nel libro non viene fatto nessun riferimento a Pio La Torre, si parla di un ipotetico bambino di nome Pio, e per stessa ammissione di Veltroni è una finzione narrativa, cioè lui inventa dei personaggi per parlare di alcuni contenuti che lui dice di essere collegati alla Costituzione, e ci mancherebbe altro che contestiamo la Costituzione, però è la solita melassa buonista, pro immigrazione, pro diritti LGBT e quindi giustamente alcune famiglie delle scuole di Buccinasco si sono arrabbiate. Hanno segnalato al nostro consigliere comunale Manuel Limberti questa situazione, Manuel Limberti l'ha segnalata a noi. Apriti cielo, solo per aver detto che nelle scuole, e guarda, era successo la settimana prima, dove Elly Schlein era stata messa alla porta da una dirigente scolastica, poi abbiamo scoperto che questa preside era pure di sinistra, è successo in una scuola abruzzese perché neanche lei aveva l'autorizzazione ad entrare in una scuola, poi la Schlein ha dichiarato che voleva entrare nella scuola per vedere i lavori, a che punto fossero dell'edilizia scolastica. Siamo all'assurdo, in realtà sappiamo tutti che la sinistra da un secolo tende ad avere l'egemonia culturale e il controllo di scuole e università, ma che addirittura esponenti politici entrino in una scuola e distribuiscono gratuitamente dei libri ai bambini, questo non si era mai visto. E guarda, neanche un mese fa, in un'altra scuola, questa volta in provincia di Modena, a Carpi, un nostro consigliere comunale, Giulio Bonzanini, aveva denunciato che in un libro di testo, ne abbiamo parlato anche su Radio Libertà, ricorderete, c'è un attacco esplicito ad un ministro in carica. Il ministro è Matteo Salvini, cioè un libro di testo adottato in una scuola dove, guarda caso, la vicepreside è un consigliere comunale del PD, si attacca a Salvini. E qualche giorno fa hanno pensato bene, sempre nella stessa scuola, di inoltrare una mail a tutti gli studenti, mittente ANPI, oggetto polenta antifascista, sottotitolo Attacco alla Lega e al governo di centrodestra. Beh, allora, c'è chi dice no, c'è chi non porge l'altra guancia. Io mi sono stancato di vedere da studente, da insegnante e poi adesso da politico, da genitore, questa arroganza di una parte politica che cerca di manipolare e di indottrinare fin dalla tenera età i nostri figli. Se la facciano nelle loro sedi di partito la propaganda, i libri di Veltroni
se li vadano a comprare nelle librerie non con fondi pubblici, ma tu prova a pensare per un attimo se un sindaco della Lega fosse entrato in una scuola elementare a vendere i libri di Matteo Salvini o di qualsiasi altro esponente, insomma, del partito, della Lega o del centro-destra in genere, senza avvertire i genitori e senza essere autorizzati dalle autorità scolastiche competenti. Sarebbe successo il finimondo, pericolo del fascismo, autoritarismo, di qua e di là, lo fanno loro, li scopri con le mani nella marmellata e si inventano sta storia su Pio La Torre. Ma i bambini neanche sanno chi è Pio La Torre. Ma di cosa stiamo parlando? E ovviamente l'hanno buttata in caciara perché ancora una volta sono stati scoperti, però è anche vero che adesso siamo al governo e molto presto porremo rimedio con una nuova proposta di legge della Lega di cui ve ne parlerò fra qualche giorno perché la presenteremo ufficialmente il 6 marzo insieme, lo dico con la massima umiltà, ad un mio libro che parla proprio di queste cose, parla della ideologia gender. Ed è chiaro che se volete mettere le mani avanti non dovete fare altro che cercare Rossano Sasso su Facebook o su Instagram e seguirlo per capire cosa succede e come ci si muove politicamente per rispondere a ciò che la sinistra porta avanti nelle scuole. Grazie davvero, onorevole Rossano Sasso, buon lavoro. Grazie anche a voi, viva la libertà. Qui Parlamento.
Non possiamo accendere accendini qua, brucia tutto quanto, signori, ma non si può non avere la lacrimuccia ricordando Lisa di Stefano Sani. Che anno era? Lo chiedo direttamente a lui. Ciao Buongiorno. Stefano! Ciao, buongiorno. Io ero veramente ciao, buongiorno a tutti e agli amici che ci stanno ascoltando, a voi della radio. Sono contento di essere stamattina in diretta con voi. Che anno era? Era l'82, io ero veramente un bambino, lo sai, dal timbro di voce ero veramente imberbe in quel momento. Mamma mia, ricordi tuoi bellissimi ma anche nostri. Stefano Sani da Montevarchi, Arezzo, cantante, conduttore TV, attore teatrale, ma troppo. anche autore, signori. Adesso ne parliamo perché c'è un libro autobiografico i cui proventi vanno a un ospedale oncologico, una bellissima idea, si intitola La giostra della vita. Prima però, cavolo, dobbiamo ricordare, anzi, chi vuole in questo momento può scriverci WhatsApp 340 6709 659. Questo è il momento dei bei ricordi. E allora ricordiamo che gli anni '80, Stefano, sono sempre stati identificati con alcuni volti e tra le fotografie degli anni '80, non far finta di niente, c'è anche la tua di faccia. Sì, non lo so. Comunque sì, sono stati gli anni in cui ovviamente ho debuttato, in cui ho avuto successo, la mia carriera ha avuto insomma un grande sviluppo e non lo so se possono essere identificati con la mia faccia. Certo è che comunque sono stato un personaggio, almeno oggettivamente posso dire di essere stato tanto in televisione, aver come dire, il mio volto stampato sulle copertine dei giornali, sui poster che i ragazzini attaccavano in cameretta, e quindi sicuramente diciamo una faccia nota, non so quanto rappresentativa di quegli anni, però sicuramente una faccia nota. Assolutamente sì, poi noi che abbiamo fatto la radio e insomma il tuo 45 giri l'abbiamo consumato, insomma. Sai che mentre l'ascoltavo, no? Mentre ero in attesa, mi è venuto in mente il giorno in cui l'incisa. Io non avevo mai cantato davanti a un microfono in una sala di incisione, avevo sempre cantato dal vivo, ovviamente nei concorsi per dilettanti, però mai in sala di incisione, perché quella è stata la mia prima prova. Bello, molto, molto bello, emozionante. Ovviamente si sente che la voce è ancora acerba, non troppo matura, però dai, io lo rifarei sicuramente. Allora, penso che sarebbero in molti a rivolerti, anche perché, ora stanno già arrivando, adesso ti leggo qualche messaggino, anche perché, e poi non c'è stata soltanto Lisa, c'è subito Elvis che ci scrive: mi ricordo di te, oltre che con Lisa, complimenti, quando lei ritornerà, ma io voglio aggiungere Notte amarena, un'altra atmosfera, una vacanza. Io mi ricordo, allora, a parte i 45 giri, ma è possibile anche un 33 giri avevi fatto? No, l'ho fatti 3. Cavolo! Anche 4, scusa, cavolo! 5, scusa. Io in radio ne avevo solo uno di 33 giri di Stefano Sani, malissimo. Il primo è prodotto da Zucchero, perché Zucchero era il mio produttore, abbiamo fatto, insomma, i primi anni li abbiamo percorsi insieme, eravamo molto amici, molto intimi, per cui sì, era prodotto da lui e i testi, quasi tutti i testi erano di Luigi Albertelli, che è un grande autore, purtroppo ci ha lasciato da qualche anno. Guarda, che ti devo dirti che insomma l'album era andato molto bene, il primo album, sicuro, ma anche il secondo era andato molto bene. E poi ovviamente ho costellato insomma la mia avventura nella musica ad altri 45 giri, poi c'è stato Delicatamente 2, c'è stato Vento e Polvere, Non cercarmi, insomma ci sono state molte canzoni che ora, quando canto in concerto, nelle serate, devo dire la grande soddisfazione di sentire molta parte del pubblico che se le ricorda e che le canta con me. E queste sono le cose, perché hai rappresentato dei momenti della vita di milioni di italiani. E questa è una cosa che fa bene alla salute ricordare, sia a te che a noi.
Però dopo c'è il però, e in questo libro, sulla giostra della vita, tu racconti anche effettivamente cosa è successo. C'è stato un momento dopo che tutto si è fermato, le porte dei discografici si sono chiuse. Cosa è accaduto? Allora, non lo so che cosa sia accaduto, perché io ho avuto un paio di cambi manageriali, per cui può darsi che ci sia stata una sorta di ostruzione del primo rispetto al secondo, no? Nei confronti del secondo. E poi, sai, voglio dire, poi la vita ci porta anche a fare delle scelte che adesso posso dire sbagliate, nel momento in cui l'ho fatte mi sembravano giuste. Pensa un po' che io ho fatto anche il presentatore sulla Rai, quindi ho presentato per 2 anni l'Orecchiocchio sulla Rai Cavolo! 3, che era un programma che aveva un medio successo. Poi fortunatamente l'ho presentato io, ho avuto molto ascolto, ed era una sorta di antesignano di video music, in cui presentavamo video, le prime clip, o comunque le prime clip, no? Che venivano fatte, videoclip di cantanti sia italiani che stranieri, e noi li presentavamo. Pensa un po' che l'anno successivo il programma aveva avuto così tanto successo che invece di essere relegati in una regia della Rai a fare il programma il primo anno, ci hanno dato un bellissimo studio tutto attrezzato in cui io ospitavo cantanti, ho conosciuto Battiato, ho conosciuto un sacco di persone che presentavo. Se ci penso adesso non mi sembra neanche vero, però è successo. Quando poi la Rai voleva così rinnovarmi il contratto, una mia discografica mi disse: guarda Stefano, forse è meglio se non lo rinnovi, perché probabilmente il pubblico non si rende ben conto se fai cantante o presentatore. Questo a metà degli anni '80. Adesso ovviamente sarebbe stato un valore aggiunto quello di interpretare e di così intraprendere, no, le due carriere. Vero. In quel momento lì mi lasciai convincere, e quindi siccome mi piaceva molto cantare e forse la mia aspirazione era quella di fare cantante più che presentatore, scelsi la via della musica. Ovviamente mi sono pentito amaramente, ma adesso pentirsi non ha più senso. Però va detto, no? Vanno dette le occasioni sprecate, la produzione di Sergio Bardotti a cui ho detto di no, forse scelte molto sbagliate, anche, come dire, guidate da presunti manager, faccendieri, come li vogliamo definire? Beh, guarda che comunque ti hanno guidato male. Hai visto questa che è... Roma più lo scorsa settimana? L'hai visto? Io ho partecipato a Roma più nel 2018 con Marcella e c'è stato Enrico Ruggeri, ha detto delle cose interessanti sulla fortuna, no? Di un personaggio, di un cantante, cioè, che non dipende ovviamente dal talento, ma dipende anche da tutta una serie di fattori di concomitanza che fanno sì che una persona, con gli incontri che fa, le scelte che fa, possa continuare ad avere successo. Manager sbagliati che possa continuare ad avere successo oppure no. È vero. Guarda, poi sai, ragionando ora è troppo facile, no? Fare una sorta di retrospettiva rispetto a ciò che è stato. Ma questo deve servire un po' come lezione a molti, chi vuole intraprendere questo mestiere, quello di cantante, di artista, ma anche persone che effettivamente più normali devono prendere delle decisioni. Ecco, è bello anche prendere delle decisioni, la vita è un gioco bellissimo. Chiaramente non va sempre tutto come si potrebbe pensare. Sì, assolutamente sì, bisogna forse avere fiducia, ma bisogna avere anche tanta fortuna. Guarda, io fattore C. Io ho la fortuna, veramente la grande fortuna, di aver avuto nel mio libro, di cui magari poi parliamo, la prefazione di Pupo di Marcella Bella e la postfazione di Fiordaliso, miei amici carissimi, eccetera. E Pupo lo dice bene, cioè, mettendosi in gioco e parlando anche di sé, dice: io ho avuto la fortuna di ricostruirmi, però ho avuto anche molta fortuna, perché non dipende solo dal talento il fatto di avere successo, dipende, come ti dicevo prima, da un sacco di fattori concomitanti che fanno sì che comunque una persona possa continuare ad avere quella popolarità e a fare quel mestiere
che aveva cominciato da giovane, per il quale in qualche modo era nato e che voleva perseverare. Chiaro, che poi uno va avanti ugualmente, certamente, ma a volte infatti, fuori dai riflettori importanti. Aspetta che c'è Angela che scrive: volevo salutare Stefano e complimentarmi con lui per il suo libro che ho letto e ho trovato molto bello e profondo, scritto in maniera scorrevole e confidenziale. Ringrazio inoltre per la scelta di destinare la sua parte dei proventi del libro a un reparto così importante e speciale per i bambini. E allora parliamone. Cosa c'è dentro in questo libro? Allora, ovviamente c'è la mia storia, ma perché c'è la mia storia? E come nasce, no, questo libro? Il mio editore, Felice Editore, aveva pubblicato un paio di anni fa un libro in cui venivano raccolte, come dei piccoli camei, le biografie dei cantanti toscani che avevano partecipato al Festival di Sanremo, tra cui c'ero anch'io. E io sono andato ospite a presentarlo 3 o 4 librerie e ho raccontato un po' la mia storia. Cioè, lui si è un po' incuriosito e mi ha detto: ma perché non proviamo a raccontare distesamente tutta la tua storia da quando sei nato e dalla passione per la musica con tutti l'up and down, no, che ci sono nella vita fino ad oggi. E allora mi sono messo a scrivere, l'ho scritto in 6 mesi. Quando poi c'è stata, insomma, eravamo vicini alla pubblicazione, mi è venuto in mente, comunque io da ragazzo, dopo il liceo scientifico volevo fare il medico, infatti ho frequentato per già l'università e nello specifico volevo fare il pediatra, quindi perché mi piacciono molto i bambini, e quindi ho detto: ma perché la mia fatica vera, quella che ho fatto in questi 6 mesi, non posso dedicarla a reparto di cura dei tumori infantili dell'ospedale pediatrico Maier di Firenze? E così ho fatto, per cui tutti i miei proventi andranno soprattutto al reparto cioè al reparto di chi fa ricerca. E quindi mi sono detto che venda 2 copie, che venda una busata, 1 milione di copie, non importa, l'importante secondo me è il gesto, e che io possa comprare o un batuffolo di cotone o una palla per far giocare i bambini, ho raggiunto il mio scopo. Assolutamente sì, signori, e noi che cantichiamo ancora adesso il pezzo di Stefano Sani, Lisa, non abbiamo altro da fare che cercare questo libro. Allora, Sulla giostra della vita, si chiama così? Sulla giostra della vita, sì, sulla giostra della vita. Tra l'altro, guarda, a suggello di quello che si diceva prima, no? Del fatto che comunque era un volto popolare all'inizio degli anni '80. Abbiamo messo all'interno del libro un piccolo manifestino, proprio a ricordo dei poster che erano allegati alle riviste mensili e settimanali, in cui ero spessissimo, insomma quasi tutte le settimane in copertina o dentro, in cui si poteva staccare, no, il poster. Wow. E poi la penultima sezione è dedicata ai fan, cioè l'hanno scritta loro, per cui c'è stato il mio curatore che ha contattato tramite i miei social le persone che mi seguono e hanno raccontato quello che provavano quando mi vedevano, l'attesa, no? La trepidazione per l'attesa di vedermi in televisione o aspettare un giornale in cui fossi in copertina e così. E quindi hanno dato, ma interessante, io l'ho letto la prima volta che ho avuto il libro in mano, tutte queste testimonianze, e c'è uno spaccato dei primi anni '80 di come, no, i fan, i ragazzini e le ragazzine vedevano il cantante di successo. Stupendo, stupendo signori, quindi voi ragazzi e ragazzi degli anni '80 avete un libro da leggere nei prossimi giorni, Sulla giostra della vita. Che poi sai, alla fine è una storia, no? È la vita di un uomo, quindi si legge come una storia, che può essere, come dire, non dico di esempio, però può dare spunto a riflessioni e mi hanno detto: guarda, che dato che c'è stato questo momento di up enorme e anche un momento di down enorme, e poi fortunatamente io mi sono ripreso facendo altre cose, facendo un altro tipo di facoltà, quindi mi sono rimesso in pista, continuo a cantare, faccio produzioni nuove, dischi nuovi eccetera, può essere in qualche modo, no, di stimolo per chi in questo momento si sente giù e come dire, sai, tante volte leggi una frase, un libro che può essere maieutico, no? In qualche modo ti risveglia da un torpore, no?
E Bravo, quindi io mi auguro che bravo. questo possa Lo è, succedere. lo è, assolutamente, a vedere anche dall'entusiasmo con cui gli ascoltatori ti hanno accolto. Stefano Sani, ci risentiamo, ce lo Grazie. prometti? Dai, Assolutamente sì. prossimamente. Io sto facendo un disco nuovo, quando esce tra un mese e mezzo, Wow, massimo 2, ritorno e lo wow, facciamo. grazie, Con il timbro vocale di ora, non come va benissimo. ma era già bellino in quel modo. Va Dai. Ci ha benissimo, avuto Stefano successo, poi Sani, un funzionava. abbraccione, buona Grazie, grazie. musica. Buona vita a tutti gli ascoltatori e a te. Grazie mille. Ciao, ciao, a presto. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno ai cari e carissimi amici di Radio Libertà. Oggi vi voglio ricordare il nostro integratore per le articolazioni ACOC2, quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che sono colpite, soprattutto nella stagione fredda e umida, dai dolori articolari che colpiscono tutti dai 40-50 anni in su. E perché tutto questo accade? Perché abbiamo un assottigliamento della cartilagine articolare dovuta alla mancanza del nostro collagene di tipo 2. Collagene di tipo 2 che fino ai 40 anni si rigenera automaticamente. Dopo i 40 questo processo, grazie all'invecchiamento naturale, comincia a degenerare e da qui si sviluppa il processo artrosico e da qui abbiamo tutte le problematiche articolari ed è qui che interviene il nostro integratore ACOC2, un integratore innovativo perché UC2 è l'unica molecola che riesce ad arrivare intatta a passare la barriera dello stomaco e a non essere intaccata dall'acido cloridrico ed è lì che arriva direttamente dove deve andare ad agire, a differenza degli altri tipi di collagene che vengono intaccati dalla mucosa e quindi vanno in realtà ad agire davvero molto poco. Cosa costa ACOC2? ACOC2 sono confezioni da 30 compresse, ne assumete una al giorno, non di più, mi raccomando. La promozione è questa, una confezione 35 euro, ma la vera novità sono l'offerta delle 3 confezioni a 79 euro, oggi in offerta per voi. Come fare per chiamarci? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, prenotate le 3 confezioni di collagene ACOC2 a 79 euro e se dite ascolto Radio Libertà, per voi trasporto gratuito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
La bambina di Gorla, dal nuovo album di Enrico Ruggeri, La caverna di Platone. E qui si canta di quella bomba caduta sulla scuola di Gorla nel 1944, provocando la morte di 184 bambini. Argomento tanto caro al grandissimo Leo Siegel, che vogliamo anche ricordare a proposito di questa bella canzone nuovissima di Enrico Ruggeri dal suo ultimo album La caverna di Platone, che stiamo esplorando in queste settimane. Il bello del Sammy Varin è che qui in questa radio possiamo mandare gli artisti che vogliamo, ed Enrico Ruggeri certamente non può mancare. Va ora in onda Focus Lombardia. E non può mancare neppure il collegamento quotidiano con il territorio. Oggi parliamo con Regione Lombardia e abbiamo con noi il Presidente Commissione Sostenibilità Sociale Casa Famiglia di Regione Lombardia, ma fa parte anche il Capo Dipartimento Sanità della Lega. Sto parlando di Emanuele Monti. Buongiorno. Buongiorno, ciao Sammy, buongiorno a tutti i radio ma anche video ascoltatori. Come stai? Come stai Emanuele? Bene, dai, in battaglia, vengo da un bel incontro a Varese con il Presidente Fontana in cui abbiamo incontrato gli operatori economici del territorio per fare squadra e per far vedere come la Lega, al netto di tanti che chiacchierano e basta, risponde con i fatti, risponde con progetti concreti per il territorio. E io lo dico sempre, ormai abbiamo tutti quanti il telefonino, abbiamo Instagram o abbiamo Facebook, cercate gli esponenti della Lega, in questo caso Emanuele Monti, schiacciate segui, così rimanete molto molto informati su quello che fa ogni rappresentante della Lega che voi avete votato. A proposito di sanità, io ho letto fresca questa notizia sui nuovi nomenclatori tariffari. Che cosa sono e su cosa state lavorando? Ma come Lega a Roma stiamo facendo una battaglia con le regioni ovviamente, con Massimiliano Fedriga, con il governatore Fontana, Zaia, stiamo lavorando per fare in modo che ci sia una sostenibilità del sistema sanitario e non si debba attendere mesi, a volte anni per alcune prestazioni sanitarie. Cosa succede? Che gli ospedali, gli ambulatori, i laboratori che sono accreditati al sistema sanitario nazionale hanno tariffe ferme da oltre 26 anni, addirittura espresse in lira, e quindi in tanti casi lasciano poco spazio a prestazioni di carattere pubblico del Servizio Sanitario Nazionale. Quello che stiamo chiedendo al Ministro Schillaci, al governo, stiamo chiedendo di rivedere questi tariffari adeguandoli e al contempo chiedendo di avere più prestazioni, così da dare un riscontro oggettivo ai nostri cittadini che sono in lista d'attesa per tempi che non sono oggi assolutamente corretti e sui quali chiediamo un intervento più forte al Ministro Schillaci. E quindi ecco, la Lega, giustamente il governo, non ha persone che siedono nei ruoli appunto di governo sulla sanità, ma giustamente si fa sentire portando la voce della gente, portando l'attenzione delle nostre persone. Assolutamente sì, signori, si fa squadra con la squadra di governo, quella nazionale e quella regionale. Hai nominato la sostenibilità sociale e proprio pochi giorni fa si è tenuto il primo forum sulla sostenibilità sociale. E di cosa si è parlato e quali sono le priorità in questo campo? Ecco, abbiamo organizzato in Regione Lombardia, oltretutto ne sono stato promotore come presidente della commissione del primo forum a livello italiano, quindi non si è mai organizzato in nessuna regione, da nessuna parte, un momento di confronto sui temi che vanno dalla prevenzione alla transizione demografica, cioè il fatto che diventiamo tutti più anziani, la popolazione invecchia, ha bisogno di tante iniziative, di un supporto alla cronicità, un sostegno ai caregiver che oggi hanno a carico familiari malati
e che hanno necessità di avere un supporto, un sostegno da parte dello Stato più forte, ecco che di tutto questo si è cercato di discutere mettendo nero su bianco e andando a elaborare, a approvare un manifesto di questo forum della sostenibilità sociale alla presenza del Presidente Fontana, del Ministro Locatelli, del Ministro Valditara e anche dell'assessore regionale Lucchini. Stanno arrivando i saluti per Emanuele Monti, chiaramente conosciutissimo non soltanto in provincia di Varese, ma in tutta la Lombardia e non solo. Proprio in provincia di Varese però arrivano i complimenti per un qualcosa che avete portato avanti come Lega, di importante proprio per chi vive in quella zona. Ho letto che dal 1° marzo c'è lo sconto del 50% per i pendolari della tangenziale di Varese. È vero? Sì, è un'iniziativa che ho portato avanti, devo dire, da anni. Ancora c'è il governatore Maroni, anche l'occasione Semmi per ricordare il Bobo, che è stato un grande leghista, oltre che un grande governatore. Con lui già all'epoca avevamo iniziato a lavorare per chiedere un prezzo addirittura azzerato, no? Di questo peduncolo di Pedemontana nella tangenziale di Varese. Finalmente dopo tanti anni abbiamo ottenuto una prima riduzione del 50% con l'obiettivo a tendere di arrivare all'azzeramento. Stiamo lavorando per questo, è qualcosa di corretto e di giusto per chi tutti i giorni lavora e studia e per tante ragioni attraversa questa parte di strada. Voglio dire, se da una certa parte d'Italia in giù addirittura le autostrade non si pagano, adesso io dico una piccola tangenziale che è stata fatta anche un po' a collegamento con un'opera molto più grande che quella Pedemontana, pensare di avere per pochi chilometri un pedaggio che sfiora l'euro, insomma, non è qualcosa di corretto. Tanto abbiamo ottenuto un primo risultato, vediamo di continuare a lavorare con l'obiettivo di arrivare all'azzeramento. Assolutamente sì, e mentre parli chiaramente abbiamo acceso dei piccoli grossi petardini, no, che stanno esplodendo, perché giustamente hai ricordato altre battaglie storiche della Lega, hai ricordato che in altre zone d'Italia, mi viene in mente intorno a Roma, il grande raccordo anulare, mi sembra che sia ancora gratis, non si paga proprio il grande raccordo, niente, non si paga assolutamente, mentre qui le tangenziali intorno a Milano le paghiamo e come. E mentre parlo c'è pure Luca che mi ricorda, adesso mi fate piangere, il casello di Gallarate. Vabbè, ci si lavora, ma non è semplice, certo. Ma allora la vera soluzione ce l'abbiamo nel federalismo fiscale. Mi fa piacere che torniamo a parlare, no, di alcuni temi come quello del federalismo fiscale. Oltretutto federalismo fiscale che grazie alla Lega, al governo di questi anni, no, non dico di 30 anni fa, cioè 30 anni che parliamo di federalismo fiscale, ma negli ultimi anni siamo riusciti con i nostri esponenti della Lega al governo a agganciare i fondi del PNRR ad alcune riforme. Le riforme, grazie alla Lega, si è inserito anche il federalismo fiscale. Quindi il nostro governo oggi è chiamato, obbligato ad aderire al federalismo fiscale. Questo è a beneficio di tutti i territori, del nord, del sud, del centro, dell'est e dell'ovest, perché la verità è che quando un amministratore locale è tenuto nella gestione dei suoi conti pubblici ad amministrarli nel modo migliore, ma di esserne quindi responsabile e avere la possibilità, se li utilizza bene, poi di fare azioni nei confronti dei suoi cittadini, allora cambia la storia. Cioè a Roma non è che tu non paghi il grande raccordo anulare perché decide che paga qualcun altro per conto tuo. No, se tu sei bravo a amministrare la Regione Lazio e la città di Roma, avrai i soldi per poter rendere gratuito ai tuoi cittadini quel pedaggio. Se invece non sei in grado di farlo, dovrai far pagare. Questo è il tema, la rivoluzione culturale della buona amministrazione e della capacità di avere una classe politica che rappresenta il territorio. Perché se tu rappresenti il territorio e ne sei responsabile, poi la gente eventualmente ti vota. E l'esempio è il nostro Zaia, no, il governatore più apprezzato in Italia,
Luca Zaia, e quindi lì non è che c'è tanto la questione secondo, terzo, quarto mandato, lì c'è una questione che se tu sei bravo a amministrare a casa tua ti vota e ti porta avanti. Capite signori, è come non ci pensiamo a volte, ma anche su queste cose avere federalismo, avere l'autonomia è un qualcosa di più importante di quanto possiamo immaginare, per non essere diversamente italiani, come scrive qualcuno in questo momento, per cui poi paga pantalone. E attenzione, se ce lo meritiamo, se si lavora bene in una regione, e si lavora bene come in regione Lombardia, potrebbe cambiare molto, anzi moltissimo. Emanuele, sempre un piacere stare in tua compagnia, ti ringraziamo per il lavoro che porti avanti e manda naturalmente un saluto a tutti i colleghi in regione. Grazie a voi, grazie Sammy, grazie alla radio che dà sempre in modo trasparente le informazioni in un mondo ricco di fake news, e quindi un grande abbraccio, viva la Lombardia, e noi ci siamo sempre e comunque. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Grazie al consigliere regionale della Lega, Emanuele Monti. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega, ma anche moltissimi WhatsApp arrivati nel corso della mattinata e anche negli ultimi istanti al 340 67 09 659. Abbiamo parlato di strade da pagare, anche la Milano Meda circola questa cosa che la faranno pagare. È chiaro, signori, se vogliamo tifare un po' di più per l'autonomia, per il federalismo, magari riusciamo a scongiurare queste cose. Che ne pensate? 340 6709 659. A parte il gender, il vero rischio del libro di Veltroni è ammazzare i bambini di noia. È vero, e comunque è su tutti i quotidiani in questi giorni certamente questo atto che hanno fatto a Buccinasco nell'Interland di Milano, regalando i libri di Walter Veltroni alle scuole elementari. Chiaramente interessantissimo argomento per i bambini delle elementari. WhatsApp 340 6709 659, mi portate ovunque oggi. Il signor Draghi ha fatto numerose porcherie, ma è sempre stato portato sugli allori. Ha anche mentito dicendo che non vaccinarsi equivaleva a morire, bloccando la libertà con una discriminazione senza precedenti. Già. E chiaramente il nostro problema è che ci siamo stati insieme a governo. Prendiamo atto del cambiamento della sedia calda della Lega. Da quanti anni la Lega al governo in varie forme? Risultato che se non c'eravamo al governo probabilmente andava ancora più schifosamente, per cui esserci è importante, e lo è stato anche ai tempi di Draghi, signori, perché se non c'eravamo probabilmente molte leggi sarebbero state ancora peggiori. Ancora WhatsApp, la chiamavano decrescita felice. Capite, no? Come i nostri ascoltatori inquadrano poi gli argomenti che si trattano in queste ore con un titolo soltanto, più o meno come quelli che trovate sui quotidiani oggi in edicola, più o meno come quelli che trovate anche sul sito radiolibertà.net. Ve lo ricordo, è un sito, la nostra è una radio, è una televisione, ma che ha anche un sito interattivo potentissimo dove trovate tanti pensieri, anche quelli di voi ascoltatori, ma soprattutto pensieri di personalità che non arrivano a scrivere sui giornaloni tipo il Corriere, eccetera, e immaginate il motivo, perché il loro pensiero non è decisamente allineato al pensiero unico. Carissimi, sono un elettore del centrodestra, schifato e rassegnato, felice di aver abbandonato il voto, non c'è più speranza, su quello non ci piove, speranza con la S maiuscola. Noi, caro Ferdinando, la speranza ce l'abbiamo ancora, e come andiamo a votare? Così facendo, lo sai, diventi una banderuola, per cui andrai dove vogliono gli altri, dove il vento ti porta. Sinceramente, almeno
un minimo di resistenza, ma dico un minimo, mica poi tanto, un minimo di resistenza bisogna pur tenerla. Buongiorno a Giacomo Allegra, anche lui ci ha scritto questa mattina. La Clara, come che si vuole far passare quei clandestini che attuano assassini, stupri e quant'altro per persone forse psichiatriche? Lo abbiamo visto oggi sui giornali, certo, e adesso l'esamino psichiatrico e scopriamo che siamo tutti pazzi. No, i pazzi sono loro, gli africani che ammazzano e poi non sanno spiegarci il motivo. Se così fosse, allora tutti i pazzi del mondo vengono in Italia, perché qui possono agire indisturbati. Clara, non dire queste cose che arrivano davvero. È troppo tardi, sono già arrivati. Ciao Sammy, passare alle tutele graduali non è facile, anche se hai diritto, perché la maggior parte delle ditte fornitrici di energia elettrica non le attuano, e se telefoni ai vari numeri disponibili a parole ti dicono ok per acquisire il cliente, ma poi non è vero. E Mario, la verità appunto che c'è questa possibilità di passare alle tutele graduali, che sono graduali e quindi, come dicevo prima, duraminga, non sarà per sempre, ma si risparmia moltissimo. Certo, il consiglio del Sammy Varin, andando sul sito di Arera, si può fare già, ma se non siete particolarmente internetari, bussate alla porta del vostro sindaco, del vostro comune, come succede ad Arona, dove il sindaco Gusmeroli ha aperto un apposito sportello per fare questa cosa delle tutele graduali a chi ne ha diritto. Fatelo, bussate alla porta del vostro comune. Ancora WhatsApp, cioè io che non sono vulnerabile perché lavoro come un mulo e come al solito 3/4 d'Italia non dichiara reddito, allora io pago e sto zitto? Questa Lega non la capisco più, caro Raul, te sei mai quinten proprio, stiamo facendo del nostro meglio perché ci sono tante persone davvero vulnerabili che non lavorano e che hanno grossissimi problemi, soprattutto, ribadisco, e discoriba, gli anziani in questi mesi che non accendono un riscaldamento perché gli arriva una bolletta stratosferica. C'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamo che dice. Ciao, buongiorno, Piero dalla Romagna. Ciao. Sotto l'acqua. Ecco. In merito al giornale La Ristampa, detta anche La Bugiarda, con articolo di Mattia Feltri, che dice che in Italia non è un problema il fatto che un terzo dei reati omicidi sia fatto da minorenni. Non so dove viva esattamente lui, e dire che dovrebbe stare a Torino, se non erro, perché non gironzola davanti a un centro commerciale come avviene in tutte le concentrazioni urbane d'Italia e non si fa trovare per strada, magari con la sua borsetta dentro il computerino, accerchiato da una banda di 15 teppisti di prima, di terza o di seconda generazione, o italiani, come si può dire, autoctoni, che ti aggrediscono, ti picchiano, eccetera. Si apra, legga altri giornali, oppure le cronache della Ristampa, detta La Bugiarda, perché a quanto sembra lui non vive qui, non sappiamo dove. Sì, infatti qualcuno vorrebbe anche saperlo, nel senso che da lui tutto il mondo è bellissimo, è fantastico. No, oggi La Stampa dice che non è assolutamente vero, mette lì tutte le cifre dicendo no, non è vero che sono triplicati gli omicidi di questi ragazzini, nel senso che si ammazzano tra di loro, eccetera. Assolutamente non è vero. Lo sai che per loro la parola d'ordine è percezione. Sammy, per favore, è il governo che ha ingannato la gente con la faccenda del libero mercato, e non dire che lo vuole l'Europa, basta fregarsene. Ripeto, le aziende si fanno i miliardi con i nostri soldi, per non parlare dei contatori elettronici che funzionano anche senza consumo. Vigliacchi tutti, questo mette tutto nel calderone e abbiamo dovuto fare una roba perché ci obbligava a farla l'Europa, questa liberalizzazione, non è stato il governo italiano. Destra, sinistra,
gay e lesbiche al soldo di enti finanziati, schifo alla pari fanno. Vedete che cosa succede ad ascoltare la rassegna stampa di Sammy Varin? Cioè, questa è gente poi, però non fanno male, non sono pericolosi a differenza di altri. Buongiorno, non è che il voto a destra dell'ex DDR è il risultato di quel popolo che ha già provato il governo sinistro e non vuole tornare indietro? Scrive Jenny. Ciao Sammy, dopo aver appoggiato il regime di Kiev, che ripeto ha iniziato la guerra nel 2014, ora la vostra presidente vuole mandare a sostegno di questi emuli del nazista Bandera un contingente militare italico? Allora ti rispondo subito, perché c'è Matteo Salvini che ci sta ascoltando e c'è proprio la prima pagina, la pagina di inserimento del Corriere della Sera che titola Salvini, italiani a Kiev, prima di inviare un solo soldato serve massima certezza. Il leader della Lega: non c'è bisogno di scegliere tra Trump e Unione Europea. Se si ipotizza una tregua, il merito è del presidente USA. Notizia fresca, appena battuta. Sono il primo a leggerla. Ciao Sammy, Sante da Treviso, contingente da mandare in Ucraina, ma quanti pagliacci che abbiamo, compresi anche diversi giornalisti. Olio per tutti, anche di ricino se volete, ma olio Acerbis naturalmente. Buongiorno, bussate al vostro sindaco e vi sarà aperto? Forse. L'Italia è in mano ai bravi sindaci. Gusmeroli ha fatto una cosa concreta, bello saperlo, scrive Loredana. L'inglese, se vuole fare la guerra alla Russia, ci vada. Gli idioti sono pericolosi, se poi vanno al governo con qualcuno diventano assassini. Ciao, Cutro, una strage orchestrata dai contropoteri per far fuori Giorgia, ma non ci sono riusciti e sono loro che ne portano il peso, ci scrive invece Enzo. Signori, questo è d'altro nel marasma più totale di WhatsApp al 34067096659 che ogni mattina ci portate. Non posso che ringraziarvi, perché siete davvero i migliori editorialisti sul campo. Qui Sammy Varin, che si ferma certamente, ma oggi è mercoledì e tra 10 minuti vi porterò per qualche istante nel tutto magna, è tutto magna, ma come al solito, certo, è una minaccia. Io ritorno domani mattina alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.